Siamo tornati in studio ieri in Veneto per l'adunata. Matteo Salvini ha archiviato il caso Zaia. Devo prendere atto che il terzo mandato lo vogliamo solo noi, ha detto, ma i leghisti veneti non si rassegnano. Noi continuiamo francamente come giunta e come diciamo Lega trevigiana ma anche veneta a sperare ancora fino alla fine, finché l'evidenza non ci condannerà al terzo mandato per il Presidente Zaia. Noi però qui dal Veneto fino all'ultimo giorno cercheremo e lotteremo per fare in modo che il Presidente possa essere riconfermato dai veneti. Questa è una nostra battaglia, una battaglia che penso gran parte dei veneti voglia portare avanti e noi sicuramente con loro. Non si vogliono rassegnare alle parole del leader Matteo Salvini i leghisti veneti, per i quali Luca Zaia resta l'unico candidato in grado di succedere a se stesso. Certo, il segretario prima a Vicenza per l'adunata, poi a Treviso per la presentazione del suo libro è stato netto come non mai. Per il dopo Zaia ho già 10 nomi, il concetto ribadito più volte da Salvini, che archivia così la battaglia sul terzo mandato. Lo vogliamo solo noi, le altre forze politiche sono tutte contro, non posso riproporlo. La constatazione con il relativo cambio di scenario. A Salvini si rivolge lo stesso Villanova. Di non gettare la spugna, io penso che questa sia una battaglia che vale la pena combattere e soprattutto noi qui in Veneto lo sentiamo particolarmente e quindi voglio pensare che tutto il partito si muova per garantire questa possibilità a Zaia e ai veneti. Già partito ovviamente il Totonomi, c'è chi darebbe in pole position Alberto Stefani, attuale segretario regionale, non si può escludere l'attuale vicegovernatrice Elisa De Berti. Salvini stesso ha ipotizzato una donna. Che sia una donna può essere auspicabile, ma io non giudicherei in base al sesso, ma penso che sia importante giudicare in base alle competenze. Io credo che chi non vuole dare questo terzo mandato lo faccia solo perché ha paura di quello che è il peso politico elettorale del nostro Presidente, quindi confido che da qui al prossimo anno a Roma cambino idea, anche perché ricordiamoci che a decidere sono dei parlamentari che magari hanno 4, 5, 6 legislature alle spalle. Continuiamo con la politica, con le elezioni europee. Questa mattina sotto la loggia dei 300 a Treviso la presentazione del candidato veneto di Azione Carlo Pasqualetto. Io credo che il Veneto sarà la regione che permetterà ad Azione di superare il 4% anche grazie a candidature come Carlo Pasqualetto. 35 anni, sposato, padre di una bambina, Carlo Pasqualetto è il candidato veneto di Azione alle prossime europee di giugno. Una laurea conseguita a Parigi, poi il trasferimento a Milano dove inizia a lavorare nel mondo della finanza. A 27 anni, grazie ad Industria 4.0, con alcuni amici crea una start-up che produce software per le imprese manifatturiere. Da anni impegnato in politica come consigliere comunale a Padova, punta a portare la sua esperienza come imprenditore in Europa, un'Europa chiamata a sostenere il Veneto nelle sue sfide future. Mancano gli investimenti per trasformare la grandissima capacità di impresa e di manifattura che abbiamo in un campione internazionale anche tecnologico. Imprese che, sottolinea Pasqualetto, sono ostacolate dalla carenza sul territorio del sistema bancario. Per fare impresa ci vuole la finanza e questo è qualcosa che oggi, se demandato a scelte che arrivano da Milano a Torino, le risposte sono troppo lente. Sguardo rivolto poi anche ai giovani perché venga fermata la loro fuga dall'Italia. Scappano e vanno in luoghi che gli sembrano più attrattivi, che poi la realtà dei fatti sono anche complicati. Però non capita al contrario, non abbiamo giovani che dal resto d'Europa vengono qua da noi, quindi qualcosa non sta funzionando qui nel nord-est. Accanto a Pasqualetto, Nicola Rocco e Fabio Pezzato, siamo pronti, hanno ribadito, a sostenere Carlo in questa sfida, è il candidato giusto per il Veneto. Noi come Azione parliamo alle imprese venete grazie a un candidato come Carlo Pasqualetto che viene dall'impresa e ha proposte per fare in modo che il Veneto, grazie all'Unione Europea, torni ad essere competitivo. Giovane, europeista e aperto alle nuove tecnologie, quello che si parlerà per il futuro. Noi, ecco, Azione Treviso, provincia, tutte le sezioni della provincia lavoreranno come fossimo noi direttamente i candidati a queste elezioni. Ed ora una notizia curiosa: un'anziana invalida è rimasta senza corrente ed ha chiesto aiuto alla polizia.
All'improvviso il contatore è andato in tilt e la donna, invalida, si è trovata senza corrente. Un ultraottantenne con problemi di mobilità ha quindi chiesto aiuto, ha composto il 113 e parlando con l'operatore gli ha raccontato quanto stava accadendo a casa, spiegando alla polizia che il dispositivo si trovava al piano interrato nel condominio in cui vive. Così una volante è arrivata in poco tempo per ripristinare la corrente. Poi gli agenti sono saliti a casa della donna per sincerarsi sulle condizioni di salute. Nonostante l'intervento fosse terminato, sono rimasto un po' di tempo assieme all'anziana che vive da sola per tenerle compagnia. Presentato il restauro dell'ala nord della Biblioteca Zanzotto di Treviso, l'ex GIL, intervento complessivo da quasi 7 milioni di euro, 700 giorni la durata del cantiere. È un momento storico perché andiamo a completare la riqualificazione di un immobile prestigioso. A lungo struttura utilizzata solo saltuariamente come deposito e palestra, nel 2005 parzialmente convertita in biblioteca, poi intitolata al poeta Andrea Zanzotto, l'ex GIL di Città Giardino vede finalmente avviata la sua reale trasformazione. Sono partiti i lavori di restauro della porzione nord, la presentazione nella stessa area di cantiere. È un restauro vero e proprio. Noi qui abbiamo fatto già le demolizioni, andiamo a riqualificare l'intera ala nord che è suddivisa in due corpi. Nel primo, quello che vedete qui, ci sarà una struttura scatolare a 3 livelli, nei primi 2 ci saranno gli archivi e nel terzo una sala congressi di 100 posti. Nel corpo centrale, che fungerà da collegamento con l'ala sud dell'edificio, troveranno posto invece servizi per gli studenti, sale letture e uno spazio per la pausa caffè. E nell'ultimo piano ci saranno le stanze, i vani tecnici, le pompe di calore, perché tutto questo edificio sarà recuperato NZEB, quindi a consumo energetico proprio, e quindi un edificio passivo praticamente. 6.800.000 euro il costo complessivo dell'intervento, 6 milioni provengono proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per l'amministrazione comunale si tratta di uno dei tasselli che insieme all'ex caserma Salsa, all'ex polveriera Alturazia e ai 2 studentati comporranno la città voluta dal sindaco Mario Conte e dalla sua maggioranza, a misura di giovani, dice, universitaria, proiettata in avanti grazie alla presenza ormai solida degli atenei di Padova e Venezia. Attese in Veneto per il ritorno di Papa Francesco. Sabato prossimo il pontefice arriverà a Verona per un'altra giornata storica di fede e riflessione. Antena 3 vi trasmetterà l'intera visita in diretta dalle 7 del mattino. Torna in Veneto a meno di un mese dalla giornata storica di Venezia Papa Francesco, e lo farà con un messaggio potente in un momento in cui i venti di guerra soffiano più forti che mai. Giustizia e pace si baceranno, le parole di Isaia scelte per il suo arrivo a Verona sabato prossimo. Una visita segnata da momenti unici, intimi e collettivi di preghiera e riflessione che Antena 3 vi racconterà come sempre rigorosamente in diretta dalle 7 del mattino fino ai TG della sera. Lo faremo con i nostri inviati sul campo nei diversi luoghi scelti dal pontefice per portare la sua testimonianza di fede. Dopo l'atterraggio dell'elicottero papale nel piazzale dello stadio Bentegodi, dove sarà accolto dalle autorità, Francesco inizierà la sua giornata prima nella basilica di San Zeno con i sacerdoti e i consacrati, poi in piazza con i bambini e i ragazzi. Seguirà l'incontro in arena dedicato proprio alla giustizia e alla pace, parola quest'ultima che il Santo Padre non si è mai stancato di ripetere, così come non mancherà nuovamente la sua vicinanza alla popolazione carceraria. Dopo aver incontrato il 28 aprile scorso le detenute della Giudecca, sarà la volta dei detenuti di Montorio, con i quali si tratterrà a pranzo. Il finale nel pomeriggio allo stadio Bentegodi con la Santa Messa concelebrata accanto al vescovo di Verona Domenico Pompili. Un sabato eccezionale per Verona e per l'intero nord-est, che siamo pronti a raccontarvi minuto per minuto dalle 7 del mattino, come sempre su Antena 3, la TV dei grandi eventi. E mentre in città cresce l'attesa per l'arrivo del Santo Padre di sabato, la nostra intervista al Vescovo di Verona che ripercorre i significati di questa visita. Tutto è pronto a Verona per l'arrivo sabato di Papa Francesco. Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona, racconta questi giorni di attesa e di intenso lavoro. Cosa si aspetta la diocesi e la città di Verona da questa visita? Ma fondamentalmente 2 frutti. Da un lato la gioia del Vangelo, di cui il Papa è un interprete affidabile,
come recita il titolo della sua enciclica Evangelii Gaudium, e dunque una rinnovata scioltezza e vivacità nell'annuncio del Vangelo che rappresenta anche oggi una straordinaria maniera di guardare all'esistenza, appunto segnata dalla gioia più che dalla depressione o peggio dalla tristezza, e dall'altra il dono della pace, da invocare per le tante situazioni lacerate che contraddistinguono il tempo che stiamo vivendo. Un incontro, quello con il Santo Padre, che arriva al termine di un percorso comune di tutta la diocesi scaligera. Volevamo evitare che la visita fosse un Masserratico, un giorno così fuori dal contesto, mentre invece è stata lungamente attesa dal 24 novembre dello scorso anno, quando abbiamo dato l'annuncio, e direi che avrà proprio per questo essere stato lungamente attesa anche una sua continuazione, sia sulle grandi questioni della pace sia per quel che riguarda le grandi questioni dell'evangelizzazione di oggi. Giornata di festa, ma nel senso più autentico del termine, cioè di una ragione che metta insieme le persone e che possa farle entrare dentro un contesto di amicizia e, per quel che riguarda la Chiesa, dentro una relazione ancora più profonda con Dio. Del resto la Chiesa questo è, per un verso segno dell'intima unione con Dio e per un altro verso strumento dell'unità di tutti. Prevenzione del tumore al seno, l'iniziativa congiunta di Avis e l'ILT per lo screening delle giovani donatrici che potranno sottoporsi a uno screening gratuito. Avis, con la capillarità diffusa sul territorio provinciale, ci aiuta a promuovere la nostra mission, prevenire e vivere. In questo caso parliamo della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce. Avis di Treviso e l'ILT insieme per la prevenzione, con un'iniziativa che punta a intercettare centinaia di giovani donatrici che potranno sottoporsi gratuitamente a uno screening senologico. È rivolta praticamente ai 900 donatrici di Avis presenti nel territorio dell'Opitergino Mottense, donatrici che hanno un'età compresa tra i 18 e i 49 anni e alle quali abbiamo indirizzato una mail di invito per la serata informativa del 15 maggio a Palazzo Foscolo Verso alle 20:30. Consideriamo che in fase pre-screening possono insorgere fino al 20% di nuovi casi di tumore al seno. In Italia i nuovi casi di tumore al seno stimati nell'anno 23 erano quasi 60.000 e nei casi in cui c'è una diagnosi precoce a 5 anni c'è la possibilità di guarire intorno al 90%. Importante partecipare quindi alla serata informativa dal titolo Doniamo prevenzione a Palazzo Foscolo, ma il progetto non si fermerà all'Opitergino Mottense. C'è l'intero progetto che si svilupperà nell'arco di un quinquennio, prevede appunto la organizzazione delle serate di informative di questo tipo, sempre con la stessa modalità e tematica, nell'intera provincia di Treviso. Altre 5 serate, quindi dal 2024 al 2029. Aperto il bando del 31esimo premio letterario Giuseppe Berto dedicato alle opere prime di narrativa. Le case editrici potranno inviare le opere concorrenti entro e non oltre il 31 maggio 2024. Entro il mese di luglio 2024 sarà resa nota la cinquina dei finalisti. Ogni anno Mogliano Veneto e Ricadi si alternano nell'ospitare la cerimonia. Quest'anno il premio verrà assegnato sabato 7 settembre a Ricadi all'interno della tenuta dove uno dei più grandi scrittori italiani del secolo Novecento, nato a Mogliano Veneto, concepì e scrisse alcuni dei suoi capolavori quali Il male oscuro e La gloria, avendo eletto come dimora proprio questo luogo della Calabria. La nuova giuria del premio, presieduta dallo scrittore critico letterario Emanuele Trevi, premio Scarpa 2021, è tra i massimi conoscitori dell'opera di Berto, inoltre composta anche da Silvia Vallone, scrittrice e poetessa, Luigi Mascheroni, giornalista, Elena Stancanelli, autrice. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia.
In apertura la cronaca, truffa sui bonus facciate. Le Fiamme Gialle di Venezia hanno sequestrato un immobile anche nella provincia di Belluno, a Comelico Superiore, riconducibile alla società nel mirino dei finanzieri del nucleo economico finanziario, finita al centro di un'inchiesta sulle agevolazioni ottenute tramite documenti che attestavano l'esecuzione di lavori nei fatti mai realizzati, in alcuni casi avviati ma non completati. La società in questione del veneziano opera nel campo dell'edilizia. Il suo rappresentante legale e il responsabile commerciale sono indagati per aver ottenuto fatture false, illeciti profitti mediante la creazione, la cessione, l'indebita compensazione di crediti fiscali ritenuti inesistenti. La Procura di Venezia ha emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza dell'importo che sfiora i 9 milioni di euro. Ed ora parliamo della politica. Elezioni per il turno dei prossimi 8 e 9 giugno. Saranno poco più di 200.000 gli elettori bellunesi chiamati alle urne e per circa la metà di questi l'appuntamento sarà duplice. Al rinnovo ci sono anche 31 comuni della provincia. Ponte nelle Alpi, Longarone, Sedico e Borgo Valbelluna, i comuni più popolosi, comunque sotto i 15.000 abitanti. A seguire tutti gli altri, 31 in tutto, impegnati al rinnovo amministrativo nel prossimo turno elettorale dell'8 e 9 giugno. Complessivamente al voto circa 100.000 aventi diritto. A Ponte nelle Alpi lo scontro fra centro-sinistra e centro-destra vedrà impegnati da un lato Roger De Menec, dall'altro Elena Levorato. A Longarone una mezza sorpresa, la corsa solitaria di Roberto Padrin dopo la rinuncia di Giovanni Danieli, espressione di Fratelli d'Italia, che non è riuscito a chiudere la lista per la defezione di chi in queste settimane gli aveva garantito l'impegno a sostenerlo per interrompere la lunga serie di mandati del sindaco uscente. A Sedico si ripresenta Stefano Deon, che dovrà vedersela con la sua ex vice Gioia Sacchet e con Cristian Roldo. A Borgo Valbelluna si ricandida Stefano Cesa, che avrà come avversario l'attuale consigliere d'opposizione Dario Dalmagro. Tra le curiosità di questa tornata amministrativa spicca per numero di liste Limana, dove si è consumata la spaccatura del centrodestra. I candidati a sindaco sono 4: Luscente, Milena De Zanet, Marta Piccinotti, Michele Talo e Martino Fogliato. Sarà corsa contro il quorum sceso al 40% ad Alleghe, Calalzo, Chies dal Pago, Comelico Superiore, La Valle, Lorenzago, Pedavena, Perarolo, San Nicolò Comelico, San Pietro, San Tommaso, Santo Stefano, Taibon e Vallada Gordina. Si voterà anche ad Agordo, Arsiè, Cibiana, Danta, Domegge, Livinallongo, Ospitale, Rocca Pietore, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Seren del Grappa e Sette Ville. Impianti del Nevegal, ci sono grosse probabilità che la cessione delle quote della Nevegal 2021 al consorzio Tolomeo non si chiuda lo slittamento della firma dell'accordo, un refreno nuovo per il Colle. Fra gli operatori sale la preoccupazione. Il progetto di acquisizione della società Nevegal 2021 e il piano di sviluppo del comprensorio sciistico sono stati protocollati a Palazzo Rosso il 7 marzo scorso. 2 pagine e mezza datate 29 febbraio, allegate alla corposa comunicazione della società di non concedere al Comune la proroga per l'opzione di acquisto degli impianti oltre la data del 31 marzo 2024. Doppia firma in calce, quella dei legali rappresentanti di Nevegal 2021 e del consorzio Tolomeo, intenzionato a procedere alla formalizzazione di un'offerta di acquisto delle quote per subentrare nella proprietà e nella gestione degli impianti del Colle, a condizione che Nevegal 2021 sia svincolata dalla gara e che vengano attivate in sinergia con l'ente pubblico tutte le iniziative per ottenere finanziamenti pubblici, per potenziare la capacità di accumulo di acqua per la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento programmato. Il 25 marzo a Palazzo Rosso il piano viene presentato ufficialmente. Consorzio Tolomeo, che decide di metterci la faccia, mette le mani avanti. Siete scesi in campo? Diciamo all'80%. Nonostante l'incertezza, il 28 marzo il Comune di Belluno revoca la gara con una determina che fa seguito alla decisione assunta dalla Giunta Comunale 7 giorni prima. Oggi, a poche settimane dalla deadline di fine maggio per la necessaria manutenzione degli impianti, la cessione delle quote non è ancora stata sottoscritta e lo slittamento della firma sembra un refrain già visto. Agganciare il consorzio Tolomeo è servito a Nevegal 2021 ad uscire dalla gara che non si sarebbe potuta concludere vista l'insostenibilità delle
garanzie richieste a 12 anni. Senza la prospettiva di finanziamenti pubblici, per Consorzio Tolomeo lanciarsi in una sfida in perdita già in partenza, un'avventura pericolosa. Sull'ennesimo stop al Nevegal, che vorrebbe dire il fermo della seggiovia per l'estate e l'addio all'inverno, l'opposizione chiede chiarezza. Alla luce del fatto che l'amministrazione comunale ha revocato gli atti di gara e ha dichiarato che non è più esistente l'interesse pubblico su questa questione, chiediamo che cosa sta facendo il privato, se è intervenuto e come. Ad oggi non sappiamo ancora nulla e questo ci preoccupa. Sarà Tobia Ravà, uno dei più affermati artisti veneti, l'autore del drappo del Palio di Feltre 2024. Il nome dell'artista è stato annunciato dal presidente del Palio durante la celebrazione della messa a San Vittore, che ha aperto ufficialmente l'evento. Il Palio di Feltre è orgoglioso ed entusiasta di annunciare l'artista che è stato incaricato di realizzare il drappo del 2024, che è Tobia Ravà, uno degli artisti veneti più apprezzati a livello nazionale e internazionale. Un fil rouge lega Tobia Ravà al Palio di Feltre e riguarda i diversi livelli di lettura delle opere dell'artista padovano, così come molteplici sono i significati della manifestazione che va oltre la mera rievocazione storica. È stato questo filo a unire il nome di Ravà alla 45esima edizione del Palio di Feltre. Il nome dell'artista, fra i più affermati a livello nazionale e internazionale, è stato individuato per la realizzazione del drappo che sarà assegnato al quartiere che si aggiudicherà le gare del 2, 3 e 4 agosto. Di rielaborare un percorso che ha a che fare sia con gli animali, i cavalli in particolare, che con un percorso araldico mi stimola ed è consono alla mia idea di pittura, anche con microelementi legati alla composizione attraverso la lettera, la parola. Una visione, quella di Ravà, che fonde linguaggio dei segni, numeri e grafica con i linguaggi antichi, una impronta sempre indirizzata a visioni di pace e dialogo tra culture. Il nome dell'artista è stato annunciato in occasione della messa del Palio, che a San Vittore ha visto l'apertura ufficiale dell'evento e l'omaggio ai patroni da parte dei quartieri e del gruppo Sbandieratori Città di Feltre. C'è un'affinità elettiva con il feltro, e Feltre appare anche da questo materiale che era il materiale con cui mio nonno lavorava e anche mio bisnonno. E questa era davvero la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.